la coordinatrice ha comunicato che 7 bambini su 105 di iscritti hanno deciso i genitori di ritirare i bambini. La scuola materna, come si sa, non è scuola d'obbligo e quindi rimarranno a casa, insomma. La telefonata ricevuta da Ugo Lessio, se possibile, rende ancora più difficile l'attuale situazione. Un episodio che la FISM si augura possa rimanere isolato, perché se altri genitori, cosiddetti Novax, dovessero agire nello stesso modo, le ripercussioni potrebbero essere pesantissime. Le rette della scuola materna paritaria, quella nostra, quella della FISM, insomma, rappresentano il 65% del bilancio della scuola. La ricaduta economica non è da poco. Molto preoccupante, che direi. Nel caso specifico dicevo, è quasi 10%, insomma, se mancano 10 bambini su 100 vuol dire che quasi salta una sezione, con le implicazioni anche sul piano del lavoro, perché è evidente che se una scuola ha una sezione in meno licenzia la maestra. A questo si aggiunge una questione di privacy inserita nella circolare ministeriale, da non sottovalutare perché rischia di mandare all'aria il software regionale che dovrebbe incrociare i dati di scuole e ULS, facilitando il lavoro a famiglie e dirigenti scolastici. Prevede che innanzitutto non possano essere trasferiti i dati sensibili, perché si tratta di sensibili, da scuola a ULS e ULS a scuola. Ci deve essere una forma, l'hanno facilitata con la circolare del garante della privacy, quindi le ULS sono costrette a dare il certificato alla famiglia, la quale a sua volta deve portarlo alla scuola. Come se tutto questo non bastasse, nel paese in cui la burocrazia regna sovrana arriva un ulteriore motivo di preoccupazione, spiega Ugo Lessio, derivante dall'ultima circolare ministeriale emanata per sgravare le famiglie i cui figli iscritti a nidi materne non sono ancora stati vaccinati, ma che secondo la FISM va invece a complicare le cose. Nel mirino della federazione questa frase in cui si legge che dal 12 settembre non potranno avere accesso ai servizi educativi i minori i cui genitori non abbiano presentato entro l'11 settembre la documentazione. Se accogliamo bambini nella condizione qui scritta, quindi con assenza di documentazione, c'è il rischio che se il bambino si fa male non è coperto dall'assicurazione, quindi la scuola va nei guai. La scuola va nei guai, questa è una novità di oggi purtroppo. Quindi sarete costretti a chiudere le porte a quelle famiglie? Eh sì.